L'oncologia del presidio ospedaliero Giovanni Paolo II di Sciacca si arricchirà a partire dal prossimo lunedì 6 febbraio di un nuovo importante servizio destinato ai pazienti ammalati di tumore. È uno specifico ambulatorio dedicato alla nutrizione clinica previsto dal documento di indirizzo regionale denominato Percorso nutrizionale del paziente oncologico. Le prestazioni saranno erogate previa prenotazione tramite CUP, con impegnativa del medico curante che dovrà recare la dicitura visita oncologica, specificando nelle note o nella diagnosi per nutrizione clinica. Intanto il commissario dell'ASP Zappia ha provveduto a effettuare delle nuove nomine presso l'ospedale di Canicattì nel reparto cardiologia, inserendo anche un defibrillatore nuovo, la formazione di commissioni esaminatrici dei vari concorsi messi a bando, l'aumento delle ore nei vari poliambulatori di Bivona, Canicattì, Licata, Palma di Montechiaro a Cammarata, mentre a Licata il dottor Angelo Collura è stato nominato capo del distretto sanitario. Intanto la cardiologia di Canicattì che sta lavorando sotto organico, abbiamo delle difficoltà che tutti noi sappiamo. Oggi dovrebbe essere messo in servizio un nuovo cardiologo, perché adesso vi dico delle cose importanti per chi ci ascolta riguardo alla sanità. Stavo dicendo, la cardiologia di Canicattì, pur sotto organico, fa delle cose brillanti, perché noi abbiamo una cardiologia nella provincia di Agrigento che, a partire da quella del centro di riferimento provinciale che è Agrigento con il dottor Caramanno, per arrivare a Canicattì, a Licata e a Sciacca, abbiamo delle ottime cardiologie. A Canicattì in particolare è stato impiantato per la prima volta un defibrillatore cardiaco a un paziente giovanissimo. Sono dimostrazioni di tecniche, di praticità e di manualità per l'impianto di un defibrillatore, soprattutto a soggetti giovani, che ti fanno capire che i nostri medici hanno voglia di spendersi, di scommettersi e di migliorarsi per dare un servizio migliore a tutti noi. Delle cose importanti che sono successe sono le prime commissioni esaminatrici per le diverse specialità, la nomina di queste commissioni, perché la Regione, l'assessore Volo e l'assessorato hanno completato per la parte loro la composizione delle nuove commissioni. Quindi noi abbiamo già in cantiere e possiamo adesso fissare le date per fissare i concorsi di dermatologia, di malattie dell'apparato respiratorio, di medicina fisica e riabilitativa, di medicina interna, di ematologia, di geriatria, di medicina, chirurgia, accettazione e urgenza, di pediatria, di psichiatria, di chirurgia plastica, di ortopedia, di otorino, di anatomia patologica, di neuroradiologia, di igiene, di reumatologia e di direzione medica di presidio. Vi ho voluto leggere tutte queste specialità per farvi capire che la nostra ASP, alla quale veniva addebitata la mancanza di concorsi, non è stata con le mani in mano, ma ha già predisposto tutti gli atti perché questi concorsi potessero celebrare. Ovviamente per fare questo devi comporre le commissioni, alcune composizioni le facciamo noi con dei sorteggi, uno è fuori Sicilia, uno è regionale e uno è di nomina dell'assessorato. Capite bene che mettere assieme tutte queste cose e trovare delle persone che poi accettano non è praticamente automatico, però avere pronte tutte queste commissioni per esami ovviamente vi fa capire che dietro c'è stato un gran lavoro che adesso potrà vedere i primi frutti. Adesso noi passeremo a fissare le date dopo le telefonate che verranno fatte ai commissari. Ultima notizia, per problemi di tempo, perché altre cose da dire ne avremmo: vengono potenziate le ore di specialistica ambulatoriale nei distretti. Abbiamo potenziato il poliambulatorio di Bivona, cioè sono state messe a bando delle ore di specialistica e sono stati potenziati il poliambulatorio di Bivona, il poliambulatorio di Canicattì, quello di Casteltermini, di Licata, Palma di Montechiaro e Cammarata. Ovviamente a queste seguiranno la messa a bando delle altre ore per le zone carenti. Ultima notizia perché è importante che alla testa di determinate strutture organizzative ci sia appunto la testa, ci siano delle persone valide. Abbiamo nominato settimana scorsa il dottore Collura, direttore del distretto di Licata, e proprio ieri abbiamo passato all'ufficio personale gli atti per la nomina del direttore di presidio, sempre di Licata, così almeno Licata dovrebbe avere le due teste. Ora la direzione generale si occuperà un po' di più di questi distretti di Licata e Canicattì,
perché abbiamo in cantiere alcune iniziative che servono per questa parte della nostra provincia.